Nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo come di consueto dai titoli. 2 giovani hanno perso la vita in 2 terribili incidenti, il primo la notte scorsa a Colosimo, il secondo alle prime ore del giorno sulla A2. 55 migranti, tutti di nazionalità pakistana, sono sbarcati stamattina nel porto di Crotone, erano a bordo di una barca a vela. 2 auto sono state date alle fiamme la notte scorsa da Mantea. Questo è il periodo dell'anno in cui si verifica il maggior numero di truffe ai danni degli anziani, consigli della Polizia di Stato. Artigianato in crisi nella nostra regione, perse 2.133 attività, negativo il tasso di crescita. Bentrovati, dunque la cronaca è in apertura con questa notizia davvero terribile, 2 giovani vite spezzate in 2 incidenti stradali nel Cosentino, il primo ieri sera a Colosimi, costato la vita ad un trentenne, il secondo questa mattina alle prime luci dell'alba sulla A2 nei pressi dello svincolo di Montalto Fugo, a perdere la vita una giovane promessa del calcio. Vediamo. 2 incidenti mortali nel Cosentino a distanza di poche ore l'uno dall'altro, 2 giovani vite spezzate. Il primo è avvenuto ieri sera a Coraci, frazione di Colosimi, centro dell'Alto Savuto. Nell'impatto tra 2 auto ha perso la vita un trentenne di Soveria Mannelli, Giuseppe Chinelli. Nell'incidente altre 5 persone sono rimaste ferite. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dello scontro. Poche ore più tardi un altro terribile incidente è costato la vita ad un ventenne di Montalto Fugo. Si chiamava Marco Calderaro ed era una promessa del calcio, giocava nella squadra della Morrone. Questa mattina alle prime luci dell'alba l'auto guidato dal giovane, per causa ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il guardrail sulla A2 nei pressi dello svincolo per Montalto Fugo. Inutili soccorsi, per il ventenne non c'è stato nulla da fare. Sotto shock il mondo del calcio cosentino, il giovane era molto conosciuto e apprezzato, è stato protagonista della promozione in eccellenza della sua squadra. La società calcistica della Morrone, dopo la terribile notizia, scrive: non ci sono parole, c'è solo sconforto, sgomento, dolore. Ti vogliamo ricordare così, forte, sorridente e con quel volto d'angelo biondo. Ciao Marco, gigante buono. Domenico Pozzovivo, ciclista del team Bahrain Merida, è stato investito da un'auto mentre si stava allenando sulla strada che conduce a Laurignano, frazione di Pignano nel Cosentino. L'incidente è avvenuto in prossimità di un incrocio. Il conducente dell'auto, una Fiat Grande Punto, ha subito chiesto l'intervento del 118. Il ciclista, rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi, è stato trasferito all'ospedale di Cosenza, ha riportato una frattura al braccio e alla gamba. Questo è il periodo dell'anno in cui si verifica il maggior numero di truffe agli anziani, i consigli della Polizia di Stato. Vediamo. Nel periodo di Ferragosto si sa, le città si svuotano e spesso rimangono gli anziani soli, persone fragili e indifese che diventano facili prede per i soliti truffatori. Le tipologie di truffe negli anni si sono diversificate, raggiri che possono avvenire per strada o in casa delle vittime, ma l'elemento comune dei truffatori è la fretta di concludere, di indurre la vittima designata a consegnare il denaro. Allora ecco qualche consiglio utile per non essere ingannati. Tutte le truffe o comunque tutti coloro che vengono con intenti criminosi nei nostri confronti, o per fare una truffa o per tentare di accedere in maniera ingannevole all'interno delle nostre abitazioni, verranno con un'esigenza, l'esigenza della fretta, del tutto subito. Le persone con qualche anno in più di noi hanno un vantaggio, hanno un bene prezioso che è il tempo. Quindi ti vengo a proporre un contratto, ti vengo a esporre una situazione per la quale bisogna agire subito. Ecco, la fretta deve essere il campanello d'allarme per il quale noi dobbiamo prendere tempo. Lo abbiamo, ce lo prendiamo. Quindi a chi viene per dire dobbiamo fare una verifica ad agosto di un contatore o di un contratto, bene, rinviamo al giorno dopo e prendiamoci questo tempo per accertarcene contattando i nostri amici, i nostri parenti o anche il 113. Altri piccoli accorgimenti per non trovare la casa svuotata al rientro dalle vacanze. I social sono indubbiamente una piazza virtuale dove condividere le proprie vacanze, ma in questo modo si forniscono anche informazioni che potrebbero essere utilizzate da qualche malintenzionato. Pubblicare le foto di tutta la famiglia, fino alla 7ª generazione, in vacanza, magari in posti molto lontani, e magari dicendo anche dettagli su quando si è partiti e quando si ritornerà.
Se proprio si ha questa esigenza di doverlo condividere sui social, facciamolo quando siamo tornati dalle vacanze. Qualche piccolo accorgimento dunque per evitare brutte sorprese. Intanto in questo periodo la polizia ha intensificato i controlli nelle città, nei luoghi di vacanza e sulle strade. Cerchiamo di assicurare una presenza capillare su tutto il territorio di giorno e di notte. I furti non sono aumentati in questo periodo, però è ovvio che in questo momento molte abitazioni costituiscono un obiettivo sensibile. Il tutto poi si lega a un altro progetto che il Questore di Cosenza ha dato vita, che è il Blu nell'estate, un progetto che prevede un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei luoghi di vacanza. Abbiamo fatto numerosi controlli presso gli stabilimenti balneari, presso i locali notturni e soprattutto su strada di notte per contrastare il fenomeno del guida in stato di ebbrezza. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Nuovo sbarco sulle coste calabresi, 55 migranti, tutti uomini di nazionalità pakistana, sono sbarcati questa mattina nel porto di Crotone. L'imbarcazione sulla quale hanno viaggiato, una barca a vela, è stata intercettata da un'unità della Guardia di Finanza nelle acque al largo della foce del fiume Neto a nord di Crotone. I migranti sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza di Isola Caporizzuto con mezzi della Croce Rossa italiana. 2 auto in fiamme della notte da Mantea, le vetture sarebbero in uso della famiglia dell'ex consigliere regionale ed ex sindaco Franco La Rupa. Sono in corso indagini per stabilire le cause del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ufficialmente era un disoccupato, tant'è che aveva ottenuto il riscosso anche il reddito di cittadinanza. Negli ultimi 3 mesi quasi 2.700 euro, una media di circa 900 euro al mese. In realtà però faceva il fruttivendolo, ma era del tutto sconosciuto al fisco. A smascherarlo sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Crotone. Il furbetto è stato così segnalato all'Agenzia delle Entrate per l'omessa installazione del registratore di cassa. Quanto al fatto che avesse ricevuto anche il sussidio del reddito di cittadinanza, per lui è scattata anche la denuncia alla procura locale per truffa ai danni dello Stato. In questo caso rischia una pena dai 2 ai 7 anni di reclusione. Violenze fisiche e psicologiche alla moglie anche in presenza della figlia minore. Un 49enne è stato arrestato dalla polizia di Reggio Calabria. L'attività di indagine ha consentito di appurare che l'uomo maltrattava la compagna con gravi comportamenti aggressivi e violenti, fino ad arrivare a dar fuoco in un'occasione all'appartamento dove la donna abitava in precedenza. Cambiamo decisamente argomento. Artigianato in crisi nella nostra regione, perse 2.133 attività. Secondo lo studio di Confartigianato sulla natalità e la mortalità delle imprese, è negativo il tasso di crescita. Le imprese che chiudono sono nettamente superiori alle nuove nate. Sempre più negozi e attività nella nostra regione abbassano le saracinesche. I dati di crescita forniti dalla CNA confermano una situazione sempre più allarmante. In Calabria infatti la crescita è ferma e per colpa della crisi 2.133 attività del settore dell'artigianato hanno chiuso i battenti. Numeri impietosi che ci restituiscono l'immagine di un settore in agonia. Le aziende sono sommerse dai debiti, storici negozi chiudono, le piccole attività di quartiere messe all'angolo dall'e-commerce. A tutto ciò si aggiunge la pressione fiscale che complica ancor di più un quadro già difficile. Il rapporto sui dati di natalità e mortalità delle imprese artigiane evidenzia un tasso di crescita negativo. Secondo il centro studi di Confartigianato, nel 2018 in Calabria risultavano iscritte 32.869 imprese artigiane, 1.692 quelle nuove, 2.133 quelle cessate, con un saldo negativo di meno 441 e un tasso di crescita pari a meno 1,3. Per quanto riguarda la situazione nelle singole province, timidi segnali di ripresa arrivano dalla provincia di Reggio Calabria, dove si registra la migliore performance e dove il tasso di crescita è pari a meno 0,7, addirittura in miglioramento rispetto al 2017. Anche Crotone ha fatto progressi, riuscendo a migliorare il meno 2,5 di 2 anni fa, risalendo fino ad un indice di meno 1,7 del 2018. Peggiore invece l'andamento degli altri 3 capoluoghi. L'indice di crescita Catanzaro scende a meno 1,6 contro il meno 0,5 dell'anno precedente. Non va meglio a Cosenza, con un indice di crescita di meno 1,6, e Vibo passato da meno 0,2 del 2017 a meno 1,3 del 2018. Insomma, in tutta la Calabria le attività costrette a chiudere superano di gran lunga le nuove nate.
Ad Altomonte adesso per la Notte Bianca. Ad Altomonte continuano con successo gli appuntamenti della 32esima edizione del Festival Euromediterraneo, che raggiunge grandi consensi di pubblico in occasione dell'attesissima Notte Bianca. Nella lunga notte di Altomonte, uno tra i borghi più belli d'Italia, le piazze, i musei e le chiese si animano di arte, musica, spettacoli e buon cibo. Abbiamo portato la Notte Bianca in Calabria molti anni fa e ormai è diventato proprio una delle iniziative più attese del Festival Euromediterraneo. Ogni anno un tema diverso, anche quest'anno al pieno della musica, con la presenza di tanti amici che ormai ritengono questa iniziativa un punto di riferimento. Siamo molto soddisfatti, gli operatori hanno registrato il pienone anche quest'anno e gli ospiti sono molto soddisfatti sia dell'offerta dal punto di vista dei prodotti tipici, dell'enogastronomia, ma anche l'offerta culturale, i musei aperti, le chiese aperte e visitabili, le mostre di pittura e di scultura che sono state inaugurate, stasera quella di Emanuela De Stefano, quella del maestro Felice Landi. Non dimentichiamoci che c'è sempre in svolgimento la mostra evento Il mare ad Altomonte curato da Francesco Pacenza, quindi come dire un potpourri di offerte piacevole per tutti e a livello di ogni tipo di esigenza. Alla musica degli anni 60 di Woodstock e della generazione dei Figli dei Fiori è stata dedicata la lunga notte di cultura e intrattenimento di Altomonte, il borgo diventato per l'occasione un palcoscenico a cielo aperto per grandi e bambini. Per noi è un appuntamento importante, molto atteso, è il cuore dell'estate. E in questa bellissima notte di San Lorenzo vedere il borgo d'Altomonte così illuminato con tutta questa gente, con mille attività, mille entusiasmi davvero, perché abbiamo stand enogastronomici ma anche esposizioni di artigianato locale. È un appuntamento importante non solo per noi altomontesi ma anche per i paesi limitrofi. Successo a Mormanno per il concerto di Rossana Casale. Rossana Casale è una delle voci femminili più eleganti e raffinate della storia della musica italiana. Ha incantato il pubblico della 18ª edizione del Peperoncino Jazz Festival in una location mozzafiato, il faro votivo di Mormanno. Il concerto si chiama Jazz Thoughts, è un titolo per dire che è un po' tutto quello che ho fatto nel jazz fino adesso e anche la voglia di pensare a brani nuovi, quelli che farò. Il jazz per me è una casa, è un grande amore, sono i dischi di mio padre da piccola, per cui è sempre un'emozione comunque, no? Affrontare questi brani che io ricordo fin da piccola, che ascoltavo dei grandi miei idoli. Accompagnata dal suo fido pianista Emiliano Begni e da una ritmica rodata negli anni formata da due eccellenti musicisti calabresi, Fabrizio Lafauci alla batteria e Sasà Calabrese al contrabbasso, Rossana Casale ha regalato emozioni grandi. Siamo veramente contenti e felici di questa scelta, un artista a livello internazionale che con la sua voce, con la sua musica e con il jazz sicuramente farà divertire, farà gustare la musica e avvicinare anche a questo stile di musica molti spettatori. Quella del Peperoncino Jazz Festival è un appuntamento fisso nella città del Bocconotto, un amore di lunga data. È una storia d'amore che ormai è lunga ma che si rafforza ogni anno che passa. Devo dire che il direttore artistico Sergio Gimigliano da par suo insieme a Francesca hanno fatto un lavoro notevole, nome di altissimo livello, un tour che arriverà fino agli inizi di settembre e poi questa tappa di Mormanno che ormai è diventato un altro degli appuntamenti, come posso dire, quelli più caratteristici. Entriamo nel vivo dell'agosto mormannese 2019 e devo innanzitutto ringraziare il Parco Nazionale del Pollino che ci ha permesso anche quest'anno di avere una tappa importante di questa importante realtà che è il Peperoncino Jazz. Voglio ringraziare anche la direzione artistica che ha permesso, diciamo, di entrare in questa dimensione ultranazionale con un artista internazionale come Rossana Casale. Tanta la strada che in questi anni ha fatto il festival che quest'anno è diventato maggiorenne. Bilancio
molto positivo, c'è sempre tantissima gente, un pubblico molto attento, molto anche pretenzioso ormai, quindi si è costruito un pubblico in questi 18 anni e naturalmente questo era il nostro intento, quello di promuovere la cultura del jazz e nello stesso tempo di promuovere il nostro territorio. A Curinga adesso per la gara podistica, una manifestazione che anche quest'anno ha ottenuto un grande successo. Anche quest'anno è stato un successo organizzativo di partecipazione alla 6 giorni di Curinga, la ultramaratona che ha permesso di poter conoscere il territorio curinghese con le sue bellezze naturali, i suoi monumenti e le sue chiese, come la Pineta a Mare, le Terme Romane, il monastero basiliano di Sant'Elia e il Platano Millenario, l'oasi naturalistica di Rollo. La 6 ore nel centro storico di Curinga ha visto gli atleti impegnati dalle 18 a mezzanotte, supportati da un pubblico festante. Molto gradita la ormai mitica pasta e fagioli offerta dall'associazione per Curinga alle 2 di notte, che ha ripagato gli atleti dopo una giornata di grande fatica. Molte anche le altre iniziative culturali a margine delle gare, tra teatro, convegni, presentazioni di libri, un tour de force che ha coinvolto tanti giovani ed associazioni che hanno saputo ben gestire una macchina complessa, qual è stata tutta l'organizzazione, con in testa l'atletica Avis Curinga, che ha visto il suo presidente Giovan Battista Malacari tra gli atleti in gara. 12ª edizione di questa che si può definire una ultramaratona. È un'ultramaratona, non è che dicevo proprio perché le gare oltre 40 km sono ultramaratone e questo non sono 12 anni che abbiamo questa ultramaratona. È una gara riconosciuta dalla federazione? È una gara a livello nazionale e internazionale, considerate che noi siamo sul DUV, che è un sito internazionale di tenuto tedesco, e in questa edizione abbiamo una ragazza nigeriana che viene, un indiano che ha corso, perché noi abbiamo fatto anche 7 bello, ha corso fino a ieri e poi è partito, abbiamo un ragazzo lituano, abbiamo una ragazza moldova, quindi una ragazza bulgara, quindi abbiamo anche dei concorrenti che vengono ogni parte dopo, perché noi siamo riconosciuti, sono 11 anni che abbiamo il riconoscimento della Label, che è un riconoscimento internazionale per la qualità del percorso, dei servizi e di quant'altro. E le fasce d'età sono varie, dalla più giovane alla più anziano, diciamo così? Sì, c'è una classifica assoluta e poi una classifica per categorie. Da questo punto di vista la partecipazione è sempre stata numerosa e quest'anno si conferma? Sì, noi abbiamo un trend intorno a 120, 130, 110, dipende dall'annata di partecipanti. La cosa più bella è che vengono da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, e quindi siamo contenti di questa. Ed è anche un circuito interessante dal punto di vista paesaggistico? Sì, è interessante perché gira tutti il centro storico di Curinga, e poi non da noi, ma è stata definita la nazione più bella d'Italia, per l'accoglienza della gente, per il percorso e per tutti i servizi che offriamo. Adesso le previsioni del tempo. Anche la settimana di Ferragosto inizia all'insegna del bel tempo e tanto caldo garantiti dalla presenza dell'anticiclone africano. Diamo quindi uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani bel tempo su tutta la regione con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari calmi o al più poco mosso il golfo di Squillace, venti deboli mediamente dai quadranti occidentali. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito web www.meteoincalabria.com o la pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata, arrivederci.